Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute. Ben ritrovati amici con questo spazio dedicato alla salute in tavola. Ritroviamo Renato Maggiolo. Allora Renato, oggi che cosa ci ha preparato? Intanto molto più volentieri io rivedo te, dolcissima Laura. Allora, andiamo avanti con le insalate come la volta scorsa, però l'altra volta avevamo fatto l'insalata di Lusia Gentile, questa volta facciamo l'insalata di Lusia, sempre IGP, Cappuccia. Guarda anche questo che forma perfetto, sente che foglie carnose, sì. Senti, questa è proprio polpa, ovviamente un altro tipo di varietà e difatti la utilizziamo in una maniera diversa. Qui cominciamo a fare un po' di elaborazione sull'insalata. Allora, prima di tutto il lavaggio. Il lavaggio è sempre importante, ovviamente mi sono smettere l'acqua. Assomiglia a un fiore anche questa però. Tutto assomiglia a un fiore. Anche te Laura assomiglia a un fiore. Bene, quindi cominciamo a lavare l'insalata. Come laviamo l'insalata? Cerchiamo in questo caso di tenere proprio le foglie più esterne per l'uso che ne dobbiamo fare noi, perché abbiamo bisogno di foglie grandi. Ecco. Quindi utilizziamo solo le foglie esterne. Quindi sempre acqua fredda. Sempre acqua fredda. In questo caso cerchiamo, puliamo un po' anche qua il supporto dove poi dovremo mettere le nostre foglie dell'insalata per qualche secondo a scolare. Ecco. Ci dovesse essere un po' di terra. Sì. Queste le laviamo una alla volta. Teniamo soltanto quelle intere, quelle più grandi. Poi ovviamente utilizzeremo anche le altre, sai, perché qua non si deve buttare via niente. Ecco fatto. Ma meglio che, sai che è meglio che poi le proviamo ad asciugare con la speranza di non romperle, perché altrimenti ci metteremo troppo tempo. Però se c'è tempo si può lasciare che si asciughino e forse sarebbe meglio perché faremo meno micro lesioni e quindi avremo una foglia molto più intera, quindi anche più gustosa. Perché abbiamo affrettato, difatti vedi che un po' d'acqua c'era. Adesso Ci spostiamo sul tavolo. sempre le mani. Adesso noi non facciamo altro che disporre le nostre foglie sul tavolo. Renato, posso darle una mano? Perbacco, fa come me. Eccoci qua, così mi rendo utile e imparo soprattutto. Adesso noi cospargiamo queste foglie di questo bellissimo verde con della salsa rosa che abbiamo preparato per tempo, altrimenti qua non c'era tempo, ma una cosa semplicissima, un po' di maionese, se non sei capace di fartela comprati quella del supermercato, ci aggiungi, sai del triplo concentrato di pomodoro, quello in tubetto, basta un po' di quello per dargli il colore, ma che gli dà anche un po' di aroma, gli dà anche un po' di gusto, ci aggiungi alcune gocce di brandy, che è proprio il segreto, l'ingrediente segreto, e ci metti un po' di paprika, un po' di peperoncino macinato fine, che gli dà il aroma e un pochettino di... Con questa salsa noi andremo a cospargere le foglie di lattuga. Ma grossolanamente, sai, l'importante è che ci sia un po' di questa salsa. Con una spatolina, ma penso che basta un coltello. Basta un coltello, un cucchiaio, come uno va meglio con quello che ha in mano. Questa mi serve, oltre che per dare il gusto poi, anche un po' ad ammorbidire la foglia, che è abbastanza, come sentito, è turgida e dura, eccetera. A questo punto noi ci mettiamo sopra questa salsa delle mazzancolle, che tu hai ben sgusciato prima, dei gamberetti che invece abbiamo comprato già sgusciati e tutto, abbiamo fatti bollire un minuto e adesso sono pronti. Quindi non facciamo altro che prendere, qualcuna la facciamo con i gamberetti, 3-4 gamberetti ognuna sopra questa salsa, benissimo. Qualche altra la possiamo fare con 2 mazzancolle, qualche altra ancora la possiamo fare sia con le mazzancolle che con i gamberetti. Una volta fatto questo, tanto anche se non le facciamo tutte, mettiamo qua vicino e cominciamo ad attorcigliare. Lo arrotoliamo, lo pieghiamo un pochettino. Mando a chiuderlo così non esce
che non essere contenuto, ed ecco fatto. Tutto qui, fallo. Proviamo. Io provo con questa con le manzancolle. Ecco fatto, hai visto? È un voltino fatto, questo è un velocissimo, semplicissimo, un antipasto sfizioso, ma sentirai che bontà. Ed è una cosa semplice da fare, si utilizza l'insalata e poi vai avanti e ne fai, diciamo, 2 per commensale e sono l'ideale per un antipasto. Facile, veloce. Ma se poi potrebbe anche essere una cena leggera, ne mangi 4 anziché 2 ed è una cena leggera. Noi donne che siamo sempre a dieta poi. Benissimo, qua hai pochissime calorie se non quelle date dalla maionese. Come sempre, grazie Renato. Prego e arrivederci Laura. Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute.